Sono Giampaolo Fadini, professore ordinario di endocrinologia all'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di malattie del metabolismo. Il servizio di diabetologia, aggregato all'unità operativa complessa di malattie del metabolismo, segue circa 10.000 pazienti all'anno. Nonostante si chiami servizio di diabetologia, in questa unità sono assistiti pazienti con il diabete, ma anche con altre malattie metaboliche come l'obesità, le dislipidemie e vengono assistiti anche i pazienti con malattie metaboliche ereditarie dell'adulto. All'interno del servizio è presente un team multidisciplinare costituito da medici, infermieri, psicologi, varie figure specialistiche, quindi non soltanto diabetologi ma anche internisti, un cardiologo, un chirurgo per la cura del piede diabetico. L'unità svolge anche attività in collaborazione con la chirurgia vascolare, l'ortopedia e tutte le competenze specialistiche che sono necessarie per la presa in carico del paziente con diabete. L'unità operativa lavora soprattutto sui pazienti con il diabete, tutte le forme di diabete, diabete tipo 1, diabete di tipo 2, diabete secondario ad altre malattie come diabete pancreatico, diabete in contesto di malattie oncologiche, diabete gestazionale e diabete genetico. All'interno del servizio sono presenti tutte le competenze e la strumentazione necessarie per lo screening e la diagnosi delle complicanze croniche del diabete. È presente un ambulatorio cardiologico per effettuazione di elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi e visite cardiologiche. Abbiamo la disponibilità di effettuare ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici e degli arti inferiori per la diagnosi delle complicanze aterosclerotiche della malattia. Per quanto riguarda le complicanze neurologiche, è disponibile un ambulatorio per la valutazione della neuropatia periferica, per la valutazione della neuropatia autonomica con strumentazione dedicata, che è stata recentemente ammodernata. Abbiamo a disposizione una fundus camera che permette di acquisire automaticamente immagini della retina e per effettuare una diagnosi automatica della retinopatia diabetica tramite l'intelligenza artificiale. Quindi sono a disposizione tutte le competenze per lo screening e la diagnosi delle complicanze croniche della malattia. Il team multidisciplinare si occupa quindi della presa in carico dei pazienti con diabete ed altre malattie metaboliche, di screenare le complicanze, di stabilire quali sono i target della terapia e di organizzare il follow-up dei pazienti. Il follow-up e le sue tempistiche sono organizzate per priorità e per livelli di cura, di intensità di cura. In alcuni casi è necessario intensivizzare il follow-up e quindi rivedere più frequentemente i pazienti, anche a distanza di 1 mese o 3 mesi. In altri casi invece, data la stabilità della malattia, possiamo operare un riaffido ai medici di base, naturalmente in collaborazione con la medicina territoriale. L'attività del Centro regionale per la terapia con microinfusori e sensori è ospitata all'interno del servizio di diabetologia dell'unità operativa complessa di malattie del metabolismo. In questo caso si fa riferimento alla terapia tecnologica prevalentemente del diabete di tipo 1, cioè una malattia autoimmune che colpisce bambini o giovani adulti e che a causa della distruzione delle cellule che producono insulina deve essere trattata cronicamente, praticamente per tutta la vita con insulina. Lo standard di riferimento per la cura di questa malattia è l'utilizzo di strumenti tecnologici che sono appunto microinfusori per la somministrazione continua di insulina e sensori glicemici per la misurazione del glucosio interstiziale in continuo. Questi strumenti rappresentano ad oggi le terapie più avanzate per la cura del diabete di tipo 1. La forma più avanzata di microinfusore e sensore si chiama pancreas artificiale oppure dispositivi di somministrazione automatica dell'insulina. Si tratta di una competenza iperspecialistica
Il referente per il centro di riferimento per la terapia con microinfusori in sensori attualmente è il dottor Federico Boscari. È importante che ci siano competenze specialistiche, diciamo iperspecialistiche, si tratta di una ulteriore specializzazione della diabetologia, ed è importante anche che ci sia un team multidisciplinare di specialisti e competenze che seguono questa malattia e questa terapia. In particolare non soltanto i diabetologi, appunto specializzati, ma anche i dietisti che devono avere competenze specifiche, per esempio nella conta dei carboidrati, e gli psicologi che si possono rivolgere specificamente alle problematiche relative al diabete tipo 1 e alla sua terapia cronica, alle problematiche psicologiche che possono essere legate a questa terapia. Il centro segue attualmente circa 1 migliaio di pazienti che vengono riferiti da tutta la regione. I pazienti vengono presi in carico al momento dell'indicazione alla prescrizione di uno di questi dispositivi. Segue un iter di formazione che è molto importante, e di educazione per il paziente. Infatti l'educazione all'utilizzo di questi strumenti tecnologici è fondamentale affinché questa terapia possa ottenere il miglior risultato. In assenza di un percorso educativo strutturato, infatti, anche l'utilizzo di microinfusori e sensori può non portare ai benefici clinici desiderabili. Il centro di riferimento si occupa quindi di prendere in carico questi pazienti, di sviluppare il percorso educativo, di arrivare al posizionamento del microinfusore o del sistema di pancreas artificiale e di assicurarsi che il paziente sia perfettamente in grado di utilizzarlo prima di riaffidare il paziente stesso alle cure del centro diabetologico, del centro territoriale che lo aveva inviato. Il centro di riferimento non si occupa soltanto della gestione diretta dei pazienti, ma ha anche un ruolo di riferimento all'interno dell'azienda dal punto di vista scientifico, per quanto riguarda la produzione scientifica, e formativo. Infatti ogni anno vengono svolti corsi che sono aperti ai professionisti sanitari, ma anche molto spesso ai pazienti, per la conta dei carboidrati e per l'adeguamento delle abitudini alimentari e dello stile di vita alla terapia tecnologica del diabete tipo 1. Al servizio di diabetologia prendiamo in carico anche pazienti affetti da dislipidemie, in particolare ipercolesterolemia e ipertrigliceridemie. L'obiettivo del nostro servizio è quello di avere in carica pazienti più complessi nel contesto di un centro di riferimento hub, soprattutto ipercolesterolemie primarie o secondarie, ma con alto o altissimo rischio cardiovascolare, oppure in prevenzione secondaria, vale a dire che abbiano già avuto malattia cardiovascolare, infarte o ictus cerebrale o arteriopatia periferica. Oppure le dislipidemie genetiche come l'ipercolesterolemia familiare monozigote. Al centro, oltre alla presa in carico tradizionale, ci occupiamo della diagnosi genetica, della diagnosi molecolare, in collaborazione con l'unità operativa di genetica dell'azienda ospedaliera. L'obiettivo di questo ambulatorio è quello di trattare i pazienti più complessi, di utilizzare le terapie più avanzate, come per esempio gli anticorpi monoclonali per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, dell'ipercolesterolemia genetica o delle forme in prevenzione secondaria, che non possono essere trattate adeguatamente con gli altri strumenti terapeutici a disposizione. Abbiamo poi un focus specifico nei pazienti con effetti collaterali da farmaci e che richiedono valutazioni ripetute nel tempo per trovare la migliore terapia adatta alla loro malattia e alla loro tollerabilità ai farmaci. Un'altra area di grandissimo interesse del nostro centro è quello delle malattie metaboliche ereditarie dell'adulto. Dal 2018 è attivo un ambulatorio ed un ambulatorio multidisciplinare per prendere in carico questi pazienti. Si tratta di una tematica di sviluppo relativamente recente, in quanto in molti centri queste malattie continuano a essere seguite in ambito pediatrico anche quando i pazienti diventano adulti. In azienda ospedaliera di Padova abbiamo sviluppato già da ormai quasi un decennio un percorso di transizione dall'unità operativa di malattie metaboliche pediatriche alla nostra unità operativa.
Nell'arco di questi anni questa realtà è cresciuta moltissimo, con un aumento di circa 7 volte del numero di pazienti che non vengono riferiti soltanto dalla locale pediatria, ma in realtà da tutta la regione e molto spesso anche da fuori regione. Si tratta di malattie metaboliche rare, ereditarie, dovute solitamente a mutazioni genetiche. Per ognuna di queste malattie ci sono pochi casi seguiti in ogni centro, anche nel nostro centro, ma complessivamente il numero totale di pazienti affetti da queste malattie è piuttosto elevato. Anche in questo caso sono necessarie competenze super specialistiche che vanno un po' al di là anche della diabetologia e delle malattie metaboliche tradizionali, diciamo, dell'adulto e comprendono competenze che riguardano la cardiologia, la neurologia, la nefrologia. Anche in questo caso è importantissimo il team multidisciplinare, in particolare i nostri medici lavorano a fianco ai dietisti e a specialisti in scienze dell'alimentazione, perché molte di queste malattie hanno come principale, se non in alcuni casi unico, approccio terapeutico la terapia dietetico-alimentare nutrizionale. Il referente di questo ambulatorio è il dottor Nicola Vitturi, che nell'arco degli anni ha acquisito una grandissima competenza nella presa in carico, nella gestione di queste malattie. Il centro si dedica anche ad attività di ricerca e di pubblicazione scientifica, perché come si può immaginare queste malattie rare sono molto spesso orfani dei veri e propri trattamenti, sia farmacologici che non farmacologici, per cui è attiva al nostro centro una ricerca scientifica che molto spesso porta a progetti, a finanziamenti, a pubblicazioni scientifiche. Ed è attiva anche una attività di divulgazione e di cosiddetta terza missione, perché anche a livello della popolazione generale è molto importante aumentare la consapevolezza nei confronti di queste malattie, di cosa sono, di perché sono importanti e di perché è importante che esista un centro dedicato alle malattie metaboliche ereditarie dell'adulto.